infatti le situazioni che ha citato, che credo siano e debbano essere considerate preoccupanti, ma più preoccupanti sono le posizioni per esempio del sindaco di Paese quando dice la mafia non esiste ma qualche persona c'è. Peggiore ancora la dichiarazione del prefetto di Milano qualche anno fa quando disse a Milano e dintorni ci sono mafiosi ma non c'è la mafia, voleva dire che non c'era il radicamento delle organizzazioni. Di fatto, a distanza di poco tempo, la magistratura milanese e calabrese ha emanato dei provvedimenti che hanno interessato 300 soggetti, 300 arresti. Forse loro si basano sulla origine negazionista della parola mafia, parola che secondo gli studiosi di etimologia deriva dall'arabo e deriva da mafi, e mafi significa non c'è. Ora, per quanto riguarda la Commissione europea anticrimine, auguro alla Presidente Alfano che questo organismo così delicato e così importante possa produrre effetti positivi nel più breve tempo possibile. Ma mi permetto di ricordare che già nel 1991 la Commissione sulla diffusione della criminalità organizzata a livello europeo, la Commissione europea aveva rilevato che i partiti politici, leggo testualmente, devono essere incoraggiati a scegliere i loro rappresentanti in base ai criteri più rigorosi e ad escludere i candidati che siano notoriamente e presumibilmente in contatto con il crimine organizzato o esposti alla corruzione. 1991 poi abbiamo avuto in Parlamento Cuffaro, Dell'Utri, Cosentino, Massimo, referente istituzionale dei camorristi casalesi. E pensate che in America il governo di Obama ha decretato che la camorra negli Stati Uniti è il nemico numero uno, il nemico pubblico numero uno, e bisogna contrastarla con tutti i mezzi per la sua capacità di corruzione. In Italia il massimo esponente dei casalesi, che sono i camorristi più potenti e più organizzati, siede nelle istituzioni, è ancora parlamentare dopo essere stato nominato sottosegretario per designazione di Berlusconi, avallata dal presidente Napolitano, il quale avrebbe fatto bene a informarsi prima di procedere a un atto così delicato, perché ne va di mezzo l'Italia, non solo Napolitano. Io non sono un arrabbiato e non sono nemmeno un pessimista, uno che tira fuori queste frasi, fa queste citazioni per dire insomma si sapeva e non è stato fatto niente. Io sono ottimista, altrimenti non mi interesserei di queste cose. Sono ottimista nel senso che sono convinto che le cose possono cambiare in meglio, però ho anche il pallino della storia. E allora mi permetto di leggere questa frase. A causa del riscaldamento del pianeta, la linea di crescita delle palme sale verso il nord di 1 centinaio di metri all'anno. Ma la linea della mafia sale ogni anno e si dirige verso l'Italia del nord. Fra un po' di anni la vedremo trionfare in posti che oggi sembrano al riparo da qualsiasi rischio, e anche al nord la mafia avrà gli stessi connotati che oggi ha in Sicilia e vincerà al nord. Sono parole di Leonardo Sciascia, pronunciate nel 1970, cioè 42 anni fa, e si rivelano una vera e propria profezia alla luce di certi fatti e situazioni che si
sono verificati negli ultimi tempi e si verificano tutti i giorni in Lombardia, in Piemonte e in Liguria. Ma per fare una diagnosi non bisogna partire dalla superficie, perché già negli anni 70 la capitale del riciclaggio non era Palermo ma era Milano. Se si considera che le maggiori banche, due delle maggiori banche, la banca privata finanziaria di Michele Sindona e il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, riciclavano soldi della mafia vincente e della mafia perdente e poi collaboravano con la Banca Vaticana, e successivamente Calvi ha fatto la fine che ha fatto a Londra. Il liquidatore della banca di Michele Sindona è stato ucciso e Sindona è stato condannato all'ergastolo come mandante. Nell'83 a Torino viene ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia quando aveva scoperto inquietanti contatti fra alcuni suoi sostituti e malavitosi dell''ndrangheta presenti in Piemonte da tempo. Nel 95 si verifica il primo scioglimento di consiglio comunale al nord, il consiglio comunale di Bardonecchia, provincia di Torino. Cosa proponeva di fare Sciascia 40 anni fa? Lui rispose alla domanda in un'intervista: la mafia non si combatte con il carcere ma cambiando la società. Ecco, cosa voleva dire che la società è mafiosa? Ora, è noto che le palme si espandono, si sviluppano laddove trovano terreno fertile, così come le mafie moderne chiamate piovre, la grande piovra, allunga i tentacoli in ambienti nuovi laddove trova un liquido di coltura adatto. E tutto sta allora nel capire che cosa è questo liquido di coltura che consente lo sviluppo del fenomeno alla luce di fonti autorevoli. Credo che il cardinale Salvatore Pappalardo, deceduto da qualche anno, sia una fonte autorevole, e lui già alcuni decenni fa aveva definito la cultura mafiosa il clientelismo e il favoritismo insieme, il credersi sicuri perché protetti da un amico o da un gruppo di persone che contano, e quindi essere in grado di calpestare impunemente la legge. A mio avviso il berlusconismo non rientra a pieno titolo in questa cultura mafiosa, perché praticamente lui ha cercato sempre di difendersi dai processi, non nei processi come Andreotti fino a un certo punto, e attraverso l'emanazione di leggi procedurali per allungare i tempi quando era comodo e per accorciarli quando era comodo per lui. Ora, io seguo lo sviluppo del fenomeno da circa 50 anni, ne ho 70, cominciai a seguirlo con curiosità quando lo scoprì, perché arrivai con la mia famiglia in un'area della provincia di Trapani dove la mafia c'era da sempre, e provenendo da una zona in cui mafia non ce n'era, ero giunta figlio di carabiniere, appartenente a una famiglia che per 5 generazioni ha avuto dei carabinieri, dei sottufficiali nella Benemerita, e quindi da 50 anni significa dal 56 circa, e prima quindi l'ho seguita in Sicilia, poi dal 67 in Veneto, perché per chi non l'avesse capito sono siciliano, ne sono orgoglioso e mantengo l'accento per conservare l'identità a 360 gradi. Comunque nel dibattito si può parlare anche in dialetto veneto, perché lo capisco perfettamente, non lo parlo perché farei ridere, conosco qualche proverbio che se viene ad hoc lo tiro fuori. Ecco, fino a non molto tempo fa chi mi chiedeva consigli sulla formulazione del tema da
da scrivere nei manifesti, io proponevo mafia in Veneto, due punti, rischio o realtà, perché era il dubbio. Ora non ci sono dubbi perché il titolo di questo convegno è abbastanza chiaro. Rispondo subito alla seconda parte del titolo, che è il Veneto è come il sud d'Italia. No, il Veneto non è come il sud d'Italia e credo che non lo sarà mai, ma i mafiosi in Veneto ci sono, ma non sono una novità e non sono soltanto quelli del sud o che vengono dall'estero. Oggi i più pericolosi sono di numero inferiore rispetto al passato, ma hanno differenti connotazioni professionali. I mafiosi vanno contati sì, ma soprattutto vanno pesati. Bisogna conoscere il loro peso specifico, perché il numero non costituisce pericolo. Spiego cosa voglio dire. Nel 1958 facevo la seconda superiore a Trapani e compravo tutti i giorni il quotidiano L'Ora, che aveva avviato una inchiesta sulla mafia, la prima inchiesta giornalistica sulla mafia. Sull'Ora ci scriveva Mauro De Mauro, giornalista coraggioso, ucciso nel 70. Si sono fatte delle ipotesi su questo delitto. Alla fine, il mese scorso, c'è stata una sentenza che ha accertato che il mandante della sua uccisione è stato Graziano Verzotto, veneto di Santa Giustina in Colle, Padova, ex partigiano, ex segretario regionale della Democrazia Cristiana in Sicilia, ex senatore eletto in Sicilia, compare di nozze di un capomafia di Riesi, provincia di Caltanissetta, si chiamava Giuseppe Di Cristina. Ecco, questa è forse una notizia inedita. Gaetano Verzotto? Graziano Verzotto di Santa Giustina in Colle, originario. Ecco, fra questi giornalisti c'era anche Felice Dilante, che era un giornalista veneto di Ceneselli di Rovigo. Da 2 anni era scoppiata la prima guerra di mafia del dopoguerra e ogni giorno c'era qualche morto, a volte ce n'erano anche 2 o 3 al giorno. E Chilanti era quello che scriveva in modo più chiaro per far capire a tutti, per il semplice fatto che, essendo veneto, aveva scoperto questa realtà, la capiva lui e la faceva capire agli altri con semplicità. Lui scrisse: nel centro-nord, chi legge il Messaggero di Roma o il Corriere della Sera pensa a un sistema di vendette primordiali, vicende di una razza maledetta. Ecco le idee sul razzismo. Ma noi qui constatiamo che dietro a ogni delitto c'è un affare, quindi questione di soldi, schemi. Conclusione del giornalista: se questi mafiosi operassero al nord farebbero gli imprenditori. Anche questa è una profezia. Si è rivelata una profezia. Purtroppo non è nemmeno lui il primo nel 58, perché già nel 1862 un prete veneto aveva scoperto anche la mafia degli appalti, l'aveva illustrata al governo e aveva raccomandato ai suoi superiori: dite al governo che non chiuda gli occhi, altrimenti le cose andranno sempre peggio. Come ha risposto lo Stato davanti a queste situazioni? A partire dal 1863 ha risposto con la misura di prevenzione del soggiorno obbligato. Mafiosi vero presunti, liberi perché non si poteva incastrarli dal punto di vista giudiziario o erano stati assolti per insufficienza di prove, venivano mandate in tutto il paese, nel territorio di tutto il paese. Pensate che dal 61 al 1972 in Veneto ce n'erano 143. Questa cifra può allarmare, ma era soltanto il 6% del totale, che era di 2.360 soggiornanti obbligati. Ce n'erano 17 in provincia di Treviso, 17 in provincia di Venezia, 27 in provincia di Vicenza,
La banda Maniero si sviluppò nella zona del Brenta, al confine col Padovano, con epicentro Campolongo Maggiore, comune d'origine del capo. È stato l'unico gruppo però del centro-nord formato da persone nate, cresciute e vissute in zona, che da mala è diventata mafia. E le sentenze sono state confermate in Cassazione, quindi non più mala del Brenta, ma mafia del Brenta, anche se tanti giornalisti e politici parlano di mala, sempre per quel discorso negazionista o quantomeno riduttivo. Allora, come mai diventa mafia? Perché i soggiornanti obbligati presenti nella zona avevano trasmesso il virus mafioso? Cioè c'è stato semplicemente un contagio? Nella zona c'era sempre stata una malavita endemica per tradizione, cioè era presente da tempo e dotata di un carattere diffusivo. Il padre e lo zio Renato di Maniero facevano parte della banda capeggiata da Adriano Toninato, ladro di polli nel 1929, quando cominciò a delinquere, poi rapinatore a tutto spiano, faceva conflitti a fuoco con i carabinieri, fece una banda che nel 1953 non riuscì più a dominare, per cui la divise in due tronconi. Il capo della banda di Mestre, con i soldi accaparrati attraverso attività illegali, comprò un palazzo con 4 appartamenti e lo intestò alla moglie. Già nel 1953 c'era a Venezia l'acquisizione di denaro con capitali con attività illecite, il riciclaggio dato il segreto bancario e l'investimento nell'economia legale, cioè nel settore immobiliare dell'epoca. Fatti e non opinioni. Ora, nel 67, quando arrivai in Veneto, ho abitato per 8 anni ad Altivolo e ora vivo a Castelfranco, quando parlavo di mafia mi dicevano: ma anche qua ci sono certi personaggi, perché nella zona del Brenta i Mise che piantano fagioli con la schioppetta, e vengono su briganti. Era un modo di dire che ho sentito già nel 67 e l'ho sempre sentito ripetere. Una frazione di Campolongo Maggiore si chiama Boion, cioè Grosso Boia. Si chiama così perché la Serenissima Repubblica di Venezia arruolava là il boia. Qualcuno ha dei dubbi? Però io ho sentito tanta gente nel Padovano che diceva, insomma, per non dire Dio boia, credendo di non bestemmiare, diceva: "Oh Dio del mio paese", oppure a seconda: "Oh Dio del tuo paese". Così erano convinti di non fare peccato, di non commettere peccato. Il collante fra malavitosi locali e mafiosi di soggiorno obbligato fu costituito dai traffici di droga, molto remunerativi e meno pericolosi rispetto alle rapine a mano armata, perché si poteva scappare il conflitto a fuoco con le forze dell'ordine che intervenivano. Borsellino, Paolo Borsellino, in un convegno a Bassano assieme a me nell'89 disse: ma se che c'entrano i soggiornanti obbligati, la Mala del Brenta è stato un caso particolare, anche perché se non ci fossero stati i soggiornanti obbligati, il Maniero sarebbe andato a cercare la droga presso fornitori anche fuori dalla sua regione. Si ritrovò in casa i fornitori e quindi fu agevolato in questo senso, però è stata l'unica organizzazione che ha assunto queste connotazioni, prescindendo dal contagio. Ecco, questo è un fatto accertato. Quindi la tesi leghista del contagio, secondo la quale questi giovanotti erano dei bravi bambini che si confessavano tutte le mattine, poi sono arrivati i cattivi soggiornanti obbligati e li hanno influenzati, è una tesi priva di fondamento alla luce di quei numeri che ho dato, 17 a Treviso. Come mai a Treviso con 17 soggiornanti obbligati non
si è sviluppata un'organizzazione analoga. Come mai a Vicenza con 27 soggiornanti non si è sviluppato un fenomeno superiore? Come mai si è sviluppato soltanto nella zona del Brenta, che è una striscia di terra a sud della provincia di Venezia, e non si è sviluppata a Portogruaro e a San Donato? E qua è un discorso matematico, c'è poco da fare. Io prima dicevo che bisogna considerare il peso specifico dei mafiosi, non contarli. Ammettiamo l'ipotesi che tutti quelli che sono finiti nella zona della Riviera del Brenta fossero dei maestri del crimine mafioso, ma io che ho insegnato per 30 anni so che i bravi maestri, se non hanno bravi allievi, non combinano niente, diventano malati di gastrite, di frustrazione, fissazioni varie, eccetera. Ecco, quindi si è trattato a tutti gli effetti non di mafiosi a casa nostra, ma di mafiosi di casa nostra. Nostra perché io vivo qua da 45 anni, se non è che io me ne posso andare per di casa vostra, no? Io non nego niente. Ma questo tenuto conto che non c'è stata soltanto la droga fra gli affari illeciti della banda Maniero, ci sono stati anche traffici di armi forniti anche al dittatore dell'ex Jugoslavia, controllo dei campisti che riciclavano al casino denaro sporco, e furto del mento di Sant'Antonio a scopo di ricatto delle istituzioni, qualche sequestro di persona, collusioni con conseguenti arresti di un magistrato a Roma. Questo non lo ricorda mai nessuno, ammesso che l'abbia mai saputo. Un magistrato solo denunciato dal giudice Saverio Francesco Pavone, denunciato alla procura di Trieste, che era il porto delle nebbie. Poi questo ha chiesto il trasferimento per la brutta figura, perché andava nei night con mafiosi del Brenta, eccetera, chiese il trasferimento a Brindisi e divenne presidente di sezione del tribunale. Poi venne bloccato dalla polizia italiana, spagnola e dall'FBI a Madrid, mentre era a pranzo con un trafficante internazionale di armi e droga, un magistrato in servizio, presidente di sezione del tribunale. Arrestato anche un direttore di carcere a Roma per aver favorito esponente della mafia del Brenta. Agenti di polizia penitenziaria per l'aiuto che diedero nella fuga di Maniero e compagni dal carcere dei Due Palazzi di Padova, e poi alcuni appartenenti a carabinieri, polizia e guardia di finanza con vario grado. Ecco, questo è il collegamento con i pubblici poteri, che è la caratteristica della mafia. E la caratteristica della mafia, secondo la Commissione Antimafia, dopo un'analisi seria di carattere storico, è sin dalle origini l'incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri, soprattutto con il potere politico, perché con magistrati e forze dell'ordine ci sono sempre dei casi circoscritti e occasionali, mentre col potere politico è stato un rapporto sistematico e continuativo a partire dal 1861. Ma la banda Maniero ha operato anche in questo senso, perché proprio Maniero in persona ha, secondo quanto ha dichiarato lui stesso in un'intervista, ha dato una mano ad alcuni del Partito Socialista Italiano a fare il tesseramento, mentre uno dei suoi affiliati ha fatto la stessa cosa facendo firmare le schede di adesione a parenti incensurati di appartenenti alla banda. Per quale partito? Il partito della sinistra nei primi anni 80. Notizia pubblicata sulla rivista diretta da Don Luigi Ciotti, Narcomafie, anche se quelli di Libera in tutta l'Italia queste cose non le dicono, e allora bisogna chiedere perché, dal momento in cui è scritto in una rivista diretta da Don Luigi Ciotti. Ecco, poi Maniero e altri hanno collaborato con la giustizia a partire dal 95, ci sono stati arresti e condanne, la banda è stata destrutturata e tanti hanno sospirato acqua passata, no? Perché nel 2006 alcuni reduci avevano preparato un progetto per l'eliminazione, per l'uccisione dei capi della squadra mobile di Padova
e di Venezia. A Padova c'era Alessandro Giuliano, figlio del commissario Giuliano, ucciso nel 79, forse con la complicità di Michele Sindona, perché aveva scoperto i suoi traffici. Poi altri si sono distinti per attività di collaborazione con i reduci delle Brigate Rosse, arrestati anche questi, però non tutti. E allora c'è da chiedersi che cosa faranno i detenuti quando usciranno dal carcere dopo aver scontato la pena, anche perché nel frattempo nigeriani, magrebini, malavitosi dell'est, colombiani si sono dati da fare nel settore per esempio della droga e della prostituzione, ma inevitabilmente anche con l'attività di utilizzo del denaro proveniente da queste attività. E poi ci sono anche latitante del Sud, come ha sottolineato prima l'onorevole molto opportunamente, tutte notizie vere, fondate, eccetera. Allora c'è da dire, perché io mi baso su inviti alla riflessione, non dico fuori sentenze, eccetera. Allora, se a suo tempo i soggiornanti obbligati sottoposti a vigilanza speciale hanno fatto danni, figuriamoci quanti danni possono fare malavitosi in libera circolazione, che a volte sono anche incensurati, non sono noti alla polizia perché non sono mai incappati in una inchiesta. Ecco, e allora alla luce delle profezie di Vigilanti e di Sciascia e delle vicende recenti e del recente passato e anche attuale della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, è facile immaginare anche i legami che possono instaurare anche in Veneto quando si interessano di attività più sofisticate quali sono le attività di riciclaggio, cioè di movimento di denaro e di investimento nell'economia legale in tutti i settori, come è sempre avvenuto in passato. È facile immaginare anche la possibilità che questa Gentaglia, svolgendo azioni sinergiche, possa puntare sugli appalti pubblici e quindi su contatti o rapporti con amministratori pubblici che fanno parte di partiti che sono già ad alta densità mafiosa. Ricordavo prima il caso di Cosentino che vergognosamente è ancora in Parlamento, ma c'è anche Dell'Utri, ci sono altri sicuramente. Questi sono signori che aiutano e proteggono i boss mafiosi, si può parlare di politici boss che aiutano i boss mafiosi. Nel 2005 Piero Grasso, appena nominato capo della Direzione Nazionale Antimafia, ha detto in una intervista che ci sono imprenditori del sud che vanno al nord e dal nord che vanno al sud per fare affari e per ottenere appalti pubblici. Nell'89 Paolo Borsellino in quell'incontro a Bassano aveva detto a una ragazza che gli aveva chiesto di cosa dobbiamo preoccuparci noi qui oggi in Veneto, e lui rispose: dovete preoccuparvi della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia, per cui infatti se c'è un imprenditore mafioso che vuole riciclare, investire denaro sporco, ottenere appalti, non può che rivolgersi a un politico o a un amministratore corrotto, perché sa che ha manifestato già una certa inclinazione. E i fatti che confermano questa diagnosi non mancano. In provincia di Treviso il caso più recente in tema di appalti è quello che ha citato l'onorevole riguardante quella società di Cagliari. E poi c'è stato anche il caso della City Insurance, una società rumena che dava copertura assicurativa a tutte le aziende sanitarie del Veneto, a tutte le ULSS. Ma questo è avvenuto in mezza Italia, non è avvenuto soltanto in Veneto, anzi in Veneto mi pare che insomma, hanno cercato di salvare capre e cavoli bloccando tanti appalti già concessi. Quando è scoppiato questo caso della ditta sarda di Cagliari, io mi trovavo in Sardegna, un po' degno come questo.
assieme a un giornalista siciliano, al presidente della corte del maxi processo degli anni 80, eccetera. Dicevo che il giudice Grasso ha parlato nel 2005 della girandola di imprenditori nord-sud, dal sud al nord, eccetera, ma c'erano già dei precedenti per quanto riguarda il Veneto, perché nel 91 a Palermo si chiuse l'inchiesta mafia e appalti e ci furono comunicazioni di garanzia e arresti. Furono coinvolti due ditte del nord-est, la Intercantieri di Limena dei fratelli Vittadello, che erano già stati arrestati per casi di corruzione di un assessore della Campania, e la Rizzani Tech di Udine. L'intermediario di questa dell'accaparramento di appalti era Angelo Sino, braccio destro di Totorrina nel settore degli appalti. Aveva uno zio e il nonno mafiosi ed è ancora, perché è vivo, sposato con Carmela Bertolino, figlia del capomafia del comune di Partinico fino a tempo fa, che faceva vertici per i traffici di droga assieme a due soggetti che poi furono soggiornati obbligati a Conegliano e a Cittadella. Questo Giuseppe Bertolino, mafioso e membro della cupola per un certo periodo, era titolare a Partinico di una distilleria di prodotti derivati dal vino, ereditata alla sua morte dalla figlia Antonina, che la fece diventare la più grande d'Europa. Poi finì sotto sequestro e chiuse i battenti perché aveva inquinato a Partinico e dintorni terra, mare e aria. Nei primi anni 90 c'è la campagna elettorale e questa signora sale sul palco del candidato di Forza Italia. La presenza di un mafioso o del parente stretto di un mafioso è significativo. La mafia vuole che votate per questo candidato. Poi ottiene, dato che l'azienda era stata chiusa, ottiene più di 60 miliardi di vecchie lire per spostare l'azienda altrove e sceglie come località Mazzara del Vallo. La gente, conoscendo i danni che aveva fatto, fa delle manifestazioni di protesta piuttosto violente e ci sono delle cariche della polizia. A una manifestazione però era presente il vescovo del posto, il vescovo in persona. Che fa poi allora la signora? Ha investito altrove. Dove? Compra l'industria chimica valenzana, così chiamata perché i vecchi proprietari erano di Valenza Po, ma si trova a Borboricco, in provincia di Padova. Compra un'altra impresa a Casale sul Sile dello stesso settore, forse un'altra a Ponte di Piave. Di certo c'è però che opera nell'economia legale, non svolge attività illegale, ma operavano e forse operano ancora nell'economia legale anche imprenditori veneti che hanno fatto patti e alleanze con esponenti di organizzazioni mafiose nel settore del trattamento e o smaltimento di rifiuti tossici. C'è stato quell'Alessandro Rossato padovano, arrestato nel 2005 perché aveva utilizzato traversine inquinate nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria tra Vicenza e Verona. Nel marzo del 2006 è stato arrestato assieme all'Alce 18 in quanto partecipante a un consorzio di imprese nella gestione di discariche e stazioni di trattamento ecologico in Calabria. Là ci furono contatti e rapporti sistematici e continuativi con esponenti dell''ndrangheta e anche con un emissario della Camorra. Quindi con questo voglio dire che questa gente per fare schei è disposta a collaborare anche col demonio. Il trevigiano Stefano Gravioli, in tempi più recenti, è stato arrestato assieme a altri 15 soggetti, professionisti, funzionari di Banca Veneziana e Padovani, per avere lucrato a Napoli sull'emergenza immondizia sulla quale aveva speculato anche la Camorra, quindi contribuendo a certe proteste ha fatto il gioco di questo signore e dei suoi collaboratori. Nel 2010 Franco Caccaro della provincia di
Padova, già socio in affari di Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio regionale Veneto, e titolare questo Caccaro di un'azienda produttrice di tecnologia per l'ambiente. Ecco, nella società da lui di sua proprietà di fatto sono arrivati 3 milioni di euro provenienti da un'altra società che gestiva discariche in Campania e faceva capo, era di proprietà di Cipriano Chianese, che è avvocato e imprenditore, che però è legato ai camorristi casalesi, e sono fatti gravissimi perché praticamente non rimangono in mente, perché non ci sono fatti eclatanti, non ci sono ferimenti, non ci sono delitti, però questi furbi operano. Bisogna vedere se i rapporti di tipo economico fra questo Caccaro e il Presidente del Consiglio regionale Veneto si sono interrotti, sono finiti, oppure sono finiti solo apparentemente per evitare il rischio che possa essere chiacchierato il Presidente del Consiglio regionale Veneto. Ripeto, sono delle deduzioni che si possono fare legittimamente, perché io non credo all'ingenuità dei politici e degli imprenditori. Possono essere onesti, eccetera, ma ingenui no. Il Tribunale di Venezia nel 2008 ha dato varie condanne, fra cui l'associazione per delinquere, ai responsabili delle società Nuova ESA, Servizi Costieri Ecoveneta, di Marcon Marghera Ecoveneta, penso sia della provincia di Venezia, i quali si erano distinti per il trattamento dei rifiuti in modo illecito espediti in discariche di mezza Italia, soprattutto in Campania. In Campania c'è la Camorra. E anche a Paese. E anche a Paese, l'avevo scritto. A Paese, qua è scritto amianto, è stato trovato amianto. E non solo. E quello di Paese l'aveva dimenticato. E allora, se lo dimentica lui che si interessa di queste cose, figuriamoci gli altri. Ecco perché a volte sono ripetitivo e entro nei particolari, perché sono convinto che certi particolari, se vengono ripetuti, restano in mente, mentre in altri termini io i giornali li leggo e li conservo, la gente li legge e li butta via. Dubito che possa avere la memoria di ricordare tutto. L'avvocato Schiesaro, l'avvocato dello Stato, quando fu ascoltato dalla Commissione parlamentare sulle ecomafie, parlò di rapporti di queste ditte con gruppi soprattutto di criminali, soprattutto della Camorra. Altri imprenditori veneti del settore sono finiti in un mega processo a Napoli, però l'hanno fatto franca perché per la procedura lunga i reati sono andati in prescrizione. Si tratta del maxi processo di cui atti sono stati studiati da Saviano e gli sono serviti per scrivere il libro Gomorra, così famoso. Ora, da sud al nord, ho voluto provocatoriamente parlare di questi fatti, di soggetti veneti, perché ci si renda conto che anche questi sono fatti e situazioni concrete che non si possono non considerare. Da sud al nord, nel 98 fra Raul e Biblione vengono sequestrati 8 negozi di pelletteria apparenti di Costantino Sarno, il numero 2 della Camorra dell'epoca. Si nascondeva proprio là, a casa di parenti. La zona era anche base per traffici con l'estero. Affiliati della sua cosca sono stati arrestati da Caolle fino al lago di Garda. Nel 2009 fu arrestato da Peschiera Ciro Cardo, uno della cosca di questi signori, al quale 2 anni prima erano stati sequestrati beni immobili per 3 milioni di euro. Il sindaco leghista di Peschiera disse: si tratta di un caso isolato, riguarda solo questo nostro concittadino ed è solo indagato. Io non capisco come si fa a essere garantisti e considerare concittadino un camorrista arrestato per Camorra, dal momento in cui i leghisti furono i primi, quando cominciarono a svolgere attività politica, ma non attraverso il partito come movimento, furono i primi a reagire contro i soggiornanti obbligati, mettendo in tutti gli angoli delle strade manifesti di questo tipo. Anche l'Unione del Popolo Veneto
prese queste iniziative valide all'epoca, però bisogna essere coerenti. D'altra parte i fattacci, questi sono poi verificati, hanno fatto capire come stanno le cose. E non ci sono soltanto camorristi come qualcuno sostiene, perché in una relazione dei magistrati della Calabria, che ne sanno sicuramente di più di quelli di Roma e di quelli del Veneto, risulta che ci sono in Veneto esponenti delle cosche, le leggo quantomeno per far capire quante sono, le cosche dei Mutaffieri, Laratta, Leuzzi, Bertolaso, Pangallo, Morabito, Pesce di Rosarno, il Ruga di Monasteraci e Mezzatesta. I nomi contano poco, ma sono presenze scritte in un libro, perché oltre a quello del Gazzettino c'è quello fatto, c'è la cartina al quale Tornasole fatta dai magistrati della Calabria. Se poi parliamo degli appalti, per esempio della rete viaria attorno a Vicenza, i sospetti e le certezze si mescolano e vengono fuori come le ciliegie dal paniere. L'onorevole ha citato già un caso, che era il caso della Valdastico Sud. Della Valdastico Sud. La Valdastico Sud è quella in cui ci sono state indagini dell'antimafia di Venezia e sono stati notati camion della Campania e camion con la targa di Crotone, quindi Camorra e 'Ndrangheta. Le ditte operanti sono la Serenissima Costruzioni e il gruppo Locatelli. La Serenissima Costruzione è presieduta da Attilio Sneck, ha la concessione per il tratto Brescia-Padova, appartenenza leghista, evidente, e i fatti di questi giorni parlano chiari. Il gruppo Locatelli fa capo a Pierluigi Locatelli, che è quello che è stato arrestato per quanto riguarda la corruzione dell'assessore regionale Cristiani Nicoli, per fatti analoghi a questi. Aveva interrato amianto, eccetera, nelle discariche. Non sono cose di poco conto, ma oltre a questa vicenda c'è quella del sequestro della Serenissima nel tratto di Vicenza, quindi diciamo Milano-Venezia, e sequestro dei cantieri della ditta Calcestruzzi, che ha una dimensione nazionale, perché questi sequestri furono disposti dalla procura di Caltanissetta, perché in Sicilia avevano avuto questi qua contatti e ricevuto forniture da imprenditori legati al clan Madonia e al clan Cammarata. In questo caso i nomi sono importanti perché il clan Cammarata ha avuto un esponente che è diventato dipendente di imprenditori vicentini, i fratelli Zonin, che hanno banche ma hanno anche aziende vitivinicole. Per esempio a Chiesi, il paese di Cristina, compare di Graziano Vergiotti, chi lo sa se c'erano legami, a Chiesi hanno comprato il feudo del principe di Butera, vitivinicola. Evidentemente ci sono problemi di sicurezza diurna e notturna. Allora un imprenditore normale, cioè onesto, si rivolge ai carabinieri o alla polizia, oppure si rivolge alle guardie private. No, loro hanno assunto un capo mafia per tenere l'ordine, per svolgere il servizio di sicurezza. Questo non andava a lavorare, ma prendeva lo stipendio. Questo è il pizzo camuffato da assunzione di un dipendente. E nessuno si sarebbe preoccupato, nessuno avrebbe avuto il coraggio di giorno o di notte di prendere un chicco d'uva furtivamente, perché sapeva che il guardiano era il capo mafia e gliel'avrebbe fatto pagare. A un certo punto c'è il blitz
E cosa succede? Succede che vengono arrestati tanti e si scoprono gli altarini. Il Gazzettino di Venezia scrive in un articolo breve e non firmato: da Caltanissetta c'è scritto che il portavoce della famiglia Zonin dichiara che l'indagine è partita grazie a una segnalazione da parte dell'azienda intestata a Silvano Zonin. Se qualcuno ha bisogno di una fotocopia è disponibile. Lo stesso giorno Repubblica pubblica una corrispondenza da Caltanissetta con un articolo abbastanza consistente dove si legge una dichiarazione del procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Sergio Lari: quella dei dirigenti locali della Zonin non è stata una collaborazione spontanea. Messi di fronte al fatto compiuto non hanno potuto negare l'evidenza. I sei furbi. Madonia, altri fornitori vicino a Madonia. Madonia viene arrestato a Longare nel 92. Si trovava a casa di parenti che abitavano e abitano a 100 metri dalla caserma dei Carabinieri, ma furono arrestati dalla Polizia di Stato. Si scopre che Madonia non era soltanto un latitante, ma aveva interessi in un'azienda locale, ma aveva anche agevolato la ditta Maltauro Costruzioni di Vicenza nell'accaparramento di appalti pilotati in Sicilia. Madonia operava in Sicilia con quell'Angelo Sirino, un braccio destro di Totorrina nel settore degli appalti. Questa Maltauro fu una ditta coinvolta anche in Tangentopoli veneta e lombarda. A un certo punto si scoprono gli altarini anche in questo caso e il capofamiglia dell'azienda muore. Il giornale di Vicenza scrive che è caduto dalla finestra o dal balcone, ma ha lasciato una lettera d'addio, quindi suicidio, non incidente. E come fa un giornalista onesto a scrivere una cretinata del genere? Perché probabilmente questi signori hanno tanti soldi, contano anche a livello di amministrazione dei giornali, di proprietà dei giornali. A Castelfranco c'era un corrispondente che si chiamava Giulio Lion, era una persona corretta, insomma si arrabbiava quando qualcuno gli diceva di non mandare notizie piccanti. Allora gli estremisti di sinistra una volta davanti all'ufficio gli fecero trovare una scritta che si chiama Lion, Gazzettin e Lion, tutte baie per il parò. Gli ho detto ma non la cancelli, dice no, lasciala stare perché forse hanno ragione, solo che io non racconto balle e non scrivo balle, il padrone pretende che si scrivano balle. Ecco, questa è stata una testimonianza molto interessante. Ecco, questi sono dei fatti che si verificano. Pedemontana, Stresiano, Montecchio Maggiore. La società SACIR, che è un consorzio spagnolo di imprese, esegue dei lavori, ma a un certo punto si scopre che in Sicilia questa ditta ha operato nella costruzione di una metropolitana e ha avuto forniture imposte da Bernardo Provenzano e dal boss della sua zona Salvatore Lo Piccolo, anche questo arrestato. Ma questo Lo Piccolo era già stato arrestato nel 2007 assieme al figlio che è il suo braccio destro. L'anno successivo il loro avvocato, assieme a un cugino brigadiere della Guardia di Finanza in servizio a Chioggia, tenta di acquistare a Chioggia appartamenti nuovi di zecca per un valore di 8 milioni di euro. La gente dice, ecco, questi erano soldi dello Piccolo, compravano per il Lo Piccolo.
La gente in questi casi dice manco male che li caccia pa, e io rispondo un corno, perché dopo un po' di tempo a Vedelago, che non si trova in Australia, si scopre che un appartamento di molte proprietà era stato acquistato da un imprenditore vicino a Lo Piccolo. Anche questo lo caccia a pa, ma la cosa più grossa che si è verificata a Vicenza, quando a un certo punto la stampa dà notizia del sequestro di quote di 5 società al signor Danilo Preto, amministratore delegato o presidente del Vicenza Calcio, ma soprattutto patrono dei magazzini Sisa del Vicentino. Come mai? Erano di pertinenza dei Lo Piccolo. E come l'aveva avuto? Questo Danilo Preto, personaggio pubblico, era anche membro del direttivo nazionale della Sisa, e là c'era un certo Paolo Sgroi, siciliano, patrono dei magazzini Sisa del Palermitano, e a un certo punto questo Sgroi era un prestanome dello Piccolo. Allora, temendo il Lo Piccolo, temendo una perquisizione, quindi il sequestro delle quote sociali, le avevano affidate a questo grosso commerciante Sgroi, che poi fu arrestato, gli furono effettivamente sequestrati i beni, e questo qua, per tenerli più al sicuro, li affidò a questo Danilo Preto di Vicenza, che quindi ha fatto il gioco dei Lo Piccolo, che sono criminali, sono assassini, responsabili di stragi, non sono soltanto riciclatori di soldi. La cosa più grave è stata questa, che ho scoperto che nel sito ufficiale del comune di Vicenza c'è una pagina in cui si parla di una iniziativa dell'Associazione Libera, una iniziativa di carattere sportivo in vista della giornata di ricordo delle 900 vittime di mafia. Ospiti d'onore, oltre all'assessore comunale che ha patrocinato l'iniziativa, sono il referente regionale di Libera, che è Luigi Tellatin, che è un prete, e Danilo Preto, che risulta essere un favoreggiatore dei responsabili dei grandi delitti, anche di quelli dei primi anni 90. Ma ci credete? Se non ci credete vi do il file, il link lo trovate. Io non ci credevo quando me l'hanno detto, poi mi hanno mandato il link, perché con questi link si supera qualsiasi diffidenza. Ora, la Sisa è in mano a Lo Piccolo, la Despar, o la Sisa, sì, la Despar è in mano invece a Matteo Messina Denaro, che dopo l'arresto dei Lo Piccolo è diventato il capo della mafia, quantomeno nella zona di Palermo, Trapani e Agrigento. E questo qua è il responsabile delle stragi del 93, e a Castelvetrano, che è il suo paese d'origine e probabilmente di attuale residenza, al suo prestanome, titolare del magazzino Despar, hanno sequestrato beni per 700 milioni di euro. E come se questo non bastasse, sono stati sequestrati beni per 5 miliardi di euro a Carmelo Patti, titolare della Valturro, che opera a livello nazionale e internazionale, perché prestanome di Matteo Messina Denaro. Ecco, queste cose, viste una per una, non possono non dire niente, ma messe insieme fanno capire l'entità del fenomeno. Si parla di inquinamento della Despar anche in Calabria e in Campania. Qualche anno fa la Despar nazionale decise di creare un mega magazzino deposito nella zona di Longare, dove fu arrestato Madonia, e risulta che amici di Madonia in Sicilia erano interessati a vicenda della Despar. La popolazione si ribella, io faccio avere a 2 associazioni materiale illustrativo su
Madonia sulla Desparia in Sicilia. Facciamo un convegno con il dottor Francesco Saverio Pavone. Io ho enumerato tutti questi dati, nomi e fatti e situazioni, e il progetto è andato a monte, cioè la Despar ha ritirato quella proposta. Si vede quindi che quando si conoscono certe situazioni praticamente ci si può dare da fare per bloccarle, per evitare il peggio in genere. L'onorevole parlava della crisi che ha comportato problemi grossi alle imprese, ha parlato dei casalesi a Padova che avevano creato questa società finanziaria, hanno tentato di creare una società finanziaria anche a Treviso e non ci sono riusciti, forse perché hanno trovato resistenze in quanto qualcuno sapeva che si stava muovendo qualcosa. Però su questa vicenda bisogna fare una considerazione. Parte il blitz, avvengono tanti arresti, si scopre che un centinaio di imprenditori piccoli e medi era stato maltrattato, si apre il processo, ma solo 8 imprenditori, 8, non 80, 8 imprenditori si sono costituiti in parte civile. Ecco, qua ci sono migliaia di punti interrogativi, ma la cosa più scandalosa è che l'inchiesta partì dalla denuncia di un solo imprenditore su 100. È ancora più scandaloso il fatto che questo imprenditore non è veneto ma è della Campania anche lui. I giornali non l'hanno messo sempre in evidenza, non hanno manco detto come si chiama perché è sotto protezione. Pensate che quando si è rivolto ai carabinieri e alla DIA si è trovato bene, cioè persone competenti e sensibili. Quando si è trattato di fare il programma di protezione, cioè della scorta, del rifugio sicuro per lui e per la famiglia, in prefettura a Padova una funzionaria cadeva dalle nuvole, il prefetto non era molto sensibile. Questi non capiscono che questa gente rischia la pelle, tanto stanno dietro la scrivania e avranno il pancione, come diceva qualcuno. Almeno in questo aveva ragione Brunetta, solo che non è riuscita a fare niente perché il pancione ce l'ha pure lui. Anche questa vicenda di questa Crisci, del gruppo Crisci, no? Dei casalesi, non era nuova perché già nel 93 erano venute fuori queste vicende e se non si ragiona con la mentalità campanilista si arriva alla scoperta che questa vicenda del 93 era molto più grave perché molto più vasta della vicenda di Crisci. Quella volta nel 93 ci furono soltanto articoletti, dei trafiletti sui giornali. Di cosa si era trattato? Si era trattato di un'organizzazione che faceva capo a 2 mafiosi siciliani che prestava soldi alle ditte, poi le ditte non potevano restituirle e quindi chiedevano di trasformare il loro credito in quota sociale, diventavano soci, lasciavano il vecchio presidente che aveva un buon nome sul mercato, lo lasciavano alla presidenza, loro compravano merce a credito, la vendevano subito a prezzo di costo o sotto costo per fare cassa, facevano sparire i soldi e poi quando arrivavano le scadenze l'imprenditore nell'impossibilità di pagare andava in fallimento perché c'era lo stato di insolvenza. Si verificò a Resana un fatto del genere, la Reglis di Silvano Campagnaro, ci furono problemi anche per imprenditori collegati di Casella d'Asolo, Mussolente e Bassano, però questa vicenda non insegnò niente a nessuno perché io ricordo che un giornalista di un periodico di Castelfranco aveva intervistato questo imprenditore e gli chiese a un certo punto cosa consiglia, in base alla sua esperienza, cosa consiglia ai suoi colleghi veneti e lui rispose: consiglio di vedere la piovra
in televisione e di mettersi in testa che la realtà è peggiore della fiction. Ora, tutti quelli che parlano tanto di antimafia, illegalità, eccetera, se avessero fatto tesoro di queste dichiarazioni, di queste vicende gravissime, perché fatte del genere si svilupparono in 30 province di 11 regioni, un po' come la City Insurance in Mezza Italia, ma questo non è avvenuto e proprio in quella occasione, nel 93, dopo che ci fu questa operazione, arrivò la commissione antimafia anche in Veneto e tirò nel gennaio dell'anno successivo queste conclusioni. Bisogna che nel centro-nord si diffonda la convinzione del carattere nazionale del fenomeno mafioso, della sua varietà di forme e di comportamenti, della sua capacità di adattamenti agli ambienti, della sua aspirazione a costruire una vera e propria economia criminale alternativa rispetto a quella che si fonda sulla libera concorrenza, ma occorre per questo una fattiva collaborazione e un impegno proficuo da parte degli enti locali, delle forze economiche e sociali, della società civile. Bisogna sconfiggere nel centro-nord l'idea che prospettare i pericoli della mafia, quindi la storia anche del sindaco di paese, produca effetti negativi sul buon nome di una città o di una regione. Bisogna rimuovere antichi pregiudizi, preconcetti, illusioni e perfino atteggiamenti che talora nascondono altri obiettivi. Questo fu accertato 20 anni fa e ora ci troviamo nella situazione che conosciamo bene. E con questo ho finito perché altrimenti devo ritornare.